O bianco o nero vi è offerta da Traffic Technology, sicurezza stradale. Gentile pubblico di O Bianco o Nero, ben ritrovati per questa annata targata 2015. Partiremo con una trasmissione un po' tra amarcord e leggera per poter così dare anche un po' di ristoro a tutte queste brutte notizie che ci stanno circondando. O Bianco o Nero vuole essere anche una valvola di sfogo, non sempre parlare di cose brutte, ma cercare di trascorrere un'oretta, insomma, in lietezza senza tanto pensare alle tragicità che ci stanno coinvolgendo. Ma facendo riferimento al Festival di Sanremo appena concluso, ho fatto dei ragionamenti, come tanti italiani lo hanno fatto, sul fatto che forse le canzoni di maggior successo o quelle canzoni che hanno raggiunto più nel cuore tutta quanta la nazione, sai, gli evergreen, le canzoni degli anni 60, 70, chissà come mai. Mi piacerebbe capire se il mondo si è fermato a quell'epoca o forse quell'epoca c'era una gioventù diversa che forse aveva qualcosa di più. Io dico sempre che oggi abbiamo molte cose, però molte cose i nostri giovani sono ridotte tutte un iPad, un iPod o un cellulare. Mentre credo che forse in quegli anni si avevano molte più opportunità, sia in campo, non soltanto negli studi per chi avesse voluto continuare, ma anche nella pratica sportiva. Avevamo, scusate anche questa certa lieve nostalgia, avevamo i campi, avevamo i fiumi, insomma avevamo molte più cose di quello che i giovani di oggi hanno. Ma questi racconti fatti da personaggi esageratamente importanti possono veramente riamplificare quello che è stato il nostro background e vorremmo tanto che ci fosse. Noi vorremmo vedere dei ragazzini anche oggi con le ginocchia sbucciate, ma questo è un percorso che lo attraverseremo grazie ai nostri ospiti, raccontandoci e raccontando un po' la loro storia. Io ringrazio intanto Vittorio Caneva, grazie per essere con noi, poi sveleremo di cosa si parlerà in questa puntata. Grazie anche a Roberto Cristiano Baggio, a Miki Bieson, Romano Cornale e al signor Massimo Vallotto. Io partirei proprio da lei, Massimo, perché lei è stato ha avuto un intuito con l'Urban Center. L'Urban Center in pratica ogni civiltà, ogni città dovrebbe avere una roccaforte di idee per poter accogliere nelle civiltà le idee dei giovani, anche dei meno giovani, per rendere più affascinanti queste anche in questo caso Bassano del Grappa, mi viene in mente Torino, Milano, anche per sfagocitare, scusatemi questa leziosità, i centri commerciali che si riempiono e che purtroppo rischiano di fare una desertificazione della città. Sbaglio o dico una cosa sensata? No, è una cosa che senz'altro ha una sua ragione. Diciamo che l'Urban Center come scatola trasparente, scatola di vetro, dove si discutono i problemi della città, possibilmente prima delle grandi decisioni che riguardano tutta la comunità, è un luogo che è nato in un pensiero elettorale ancora con una civica nel 2009. Salita la pubblica amministrazione di quell'epoca, siamo riusciti ad avere degli spazi importanti in Bassano del Grappa, cioè un piano terra, un piano rialzato del prestigioso Palazzo Sturm lungo il Brenta, e lì è iniziata veramente un'attività progressiva di partecipazione incentrata principalmente sulle attività urbanistiche e sulle trasformazioni del territorio, coinvolgendo i giovani, come ha appena accennato direttore, e portando anche portando le scuole per la prima volta a confrontarsi in un modo appunto partecipato, quindi attivo, proponendo non solo idee ma anche progetti, dibattiti, incontri. L'Urban Center adesso è una realtà consolidata, è una realtà portata avanti da un direttivo giovane, una media di 35 anni, professionisti che dedicano a livello volontario e gratuito la loro attività a questo tipo di possibilità per tutta la comunità. Quindi Si mettono a senz'altro servizio. si mettono a servizio.
Roberto Cristiano Baggio, proprio con te voglio partire sul mettersi in servizio, no? A me piacerebbe capire cosa sta succedendo adesso e cosa possiamo lasciare ai nostri giovani. Parlando di rally, perché svegliamo l'arcano, oggi parleremo di rally, ma parleremo di rally in maniera diversa. Cosa spingeva questa generazione ad essere dei beat dei motori? Ma soprattutto perché se noi dimentichiamo la storia, rischiamo veramente di essere un computer nuovo, senza memoria, e quindi la memoria è quella che comunque consegna semmai qualcosa di importante alle nuove leve, alle nuove generazioni. Cosa c'era di affascinante negli anni 60-70, oltre, vabbè, alla nostra giovinezza? Due cose innanzitutto: l'intelligenza coraggiosa di chi progettava le vetture e le metteva a disposizione della gente e le faceva correre, e poi il coraggio intelligente di chi su queste vetture ci saliva e sapeva sfruttarle sino all'ultimo cavallo. Queste sono le due cose, le alchimie che hanno fatto... E dei giovani coraggiosi. E invece proprio con Vittorio, io tempo fa, qualche anno fa, feci delle interviste al Museo Bonfanti, dove lì c'è un po' tutta l'intelligence delle grandi macchine, i fari alloggiano, mi viene in mente nel 1928, addirittura nel 22 già avevano scoperto questi fari, anche innovazioni tecniche che ancora oggi servono, no? In qualche maniera. Voi arrivavate da un periodo, mi viene in mente le macchine un po' come i cantanti, no? Abbiamo sentito le canzoni di Modugno, le canzoni di Patti Bravo, di Mina, eccetera, ma ricordiamo una cosa ai nostri telespettatori, quelli un po' più anzianotti, che c'erano due macchine che hanno fatto brillare gli occhi negli anni, fine anni 60. La prima è stata la 127 e poi la 112. Io ricordo un aneddoto che gli operai Fiat che compravano la prima 127, la maggior parte, mettevano la prima e andavano a sbattere contro i paracarri. Cosa avevano queste, cioè, come hanno cambiato il modo anche di vedere, fantasticare per i giovani di quell'epoca? Beh, forse sono state le prime macchine che avevano una certa prestazione ed erano economiche, diciamo, che quindi tutti le potevano comprare. Infatti anch'io ho iniziato a correre proprio con quelle vetture lì, proprio perché il costo era estremamente basso. Costava comunque, perché certo, poi il cerchione, la gomma, si rompeva sempre qualcosa, però il costo era molto più accessibile e c'era appunto il sogno di avere questa macchina che non c'era. Forse adesso è passato questo tipo di mentalità, perché adesso le macchine odierne sono più dei mezzi di trasporto. Infatti vediamo molti monovolume, molti SUV e tutto, che sono automobili che non sono più adatte per fare la guida, diciamo, sportiva. E poi i rally erano un po', a parte che erano molto seguiti da tutti quanti, ed era un po' una sfida uomo-macchina contro la strada, contro le avversità, le intemperie. Adesso sono diventate delle gare di velocità quasi pura, e dove hanno perso praticamente tutta questa parte cavalleresca e antica della specialità. Ma non per dare un senso di nostalgia, Miki, tu sei stato un campione planetario, vengono in mente tutte qua, insomma, hai inventato un modo nuovo, moderno di fare rally, ma da dove è partito? Io so che tu hai degli aneddoti da giovani. Faccio una differenza, oggi i giovani, le mamme specie, sai, queste ampolle di cristallo, hanno pure a fargli fare lo sport, la bicicletta e il calcio, occhio che ti sbucci, si è fatto male, vediamo anche che i modelli comportamentali che vediamo tutti i giorni nelle partite di calcio, fanno un soffio, cascano per terra, pare veramente qualcosa che non esisteva una volta. Perché come si faceva, come si arrivava a desiderare di fare il rally? Una persona come te che abitava in una provincia poi. Ma effettivamente una volta c'erano molte meno problematiche di oggi, nel senso che anche c'era meno traffico, meno pericolo sulla strada, quindi io abitavo a Romano d'Ezzelino, andavo a scuola alle elementari in bicicletta la mattina tranquillamente e non ho mai avuto problemi. Oggi mio figlio non lo farei mai andare in bicicletta da Romano a Bassano, perché ci sono dei pericoli veramente notevoli. Viviamo in una società dove si protegge moltissimo i bambini, i giovani, e da un lato è giustissimo, però secondo me da un altro lato è sbagliato, perché qualche volta sbattere il naso serve più che una predica dei genitori, quindi quando vedi certe mamme al parco giochi, no, non andare sull'altalena, non arrampicarti sulla pianta, non qua, non là, non su, non giù, la prima volta che i genitori si girano da un'altra parte, un bambino ci prova e si fa male. Quindi una volta diciamo che c'era un po' più la legge della giungla, che però ti dava anche una certa scorza.
E proprio per parlare di questo, una volta per andare a trovare un amico o un'amichetta, eccetera, dovevi prendere o a piedi o la bicicletta o la vespetta, il motorino. Adesso con WhatsApp, con tutti i marchingegni elettronici e internet, eccetera, i ragazzi sono anche molto meno portati a muovere le gambe, a pedalare per andare a trovare i propri amici. E quindi una volta avevamo molto più il concetto della mobilità per stare in società, per stare a contatto con i nostri compagni, coetanei, eccetera. E la mobilità voleva dire muoversi all'inizio a piedi, poi in bicicletta, poi con la moto e dopo anche con la macchina. Certo. E di conseguenza si era molto più portati ad appassionarsi ai mezzi di locomozione, che siano stati appunto questi tre principali, moto, macchine e Ma bicicletta. Miche Vision nasce, a un certo punto quando è che ti scatta l'idea, voglio fare il rallista, quanti anni avevi? Ma allora, premetto, la passione per le automobili era una cosa innata nel mio sei DNA nato. e non l'ho ricevuta né da mio padre, forse un pochino da mia madre che era un'appassionata di automobili più di mio padre, che da bambino mi portava a vedere il rally di San Martino di Castrozza, però andavamo in galleria, perché in galleria si sentiva molto più forte il rumore delle automobili, quindi già mia mamma era un po' così, particolare, fortunatamente. E quindi la passione per le automobili l'avevo dentro, se dovevo andare dal dentista volevo in regalo un'automobilina. A 9 anni ho fatto il mio primo cappottone con la macchina. Ero andato a vedere Oller Tony allo stadio Mercante al sabato e il giorno dopo, al tempo mio padre aveva un supermercato, la domenica avevo il permesso di utilizzare una macchina con cui venivano consegnate le spese di un supermercato. Nel parcheggio del supermercato avevo il diritto di fare qualche esercizio di guida quando il supermercato era chiuso. E avendo visto l'Oller Tony la sera prima, con mio cugino avevamo messo 2 mattoni e un asse da muratore No, e con questa Renault 4 ho provato ad andare su 2 ruote finché ho cappottato, allora di conseguenza lì poi non ho più visto la macchina fino ai 18 La anni. reazione dei tuoi? Appunto mi hanno detto tu adesso la macchina non la tocchi più fino a 18 anni, poi magari sono stati un po' meno severi. In ogni caso avevo dentro nel sangue le competizioni e con la mia Vespetta andavo a vedere i vari rally. Sono partito con il Ciao da Bassano e sono andato a vedere i rally dell'Isola d'Elba. All'Isola d'Elba... Cioè, io capivo che tu non stai bene, ragazzi. Cioè, spiegami. Bassano e Grappa, Isola d'Elba sono A 450 16 anni, sì, con il Ciao sono andato giù all'Isola d'Elba, poi a forza di andare in giro per le prove speciali a vedere i vari protagonisti, il Ciao aveva Ma quanto sei detto, impiegato, scusa? 2 giorni, ma era un ragazzino, non erano le vacanze di Pasqua e avevo una settimana di tempo. La cosa incredibile è che sono arrivato giù all'Isola d'Elba, che poi il Ciao non voleva più saperne di andare, e l'ho caricato su un furgone 238 della Quattro Rombi, che era una squadra con cui i vicentini, tutti i piloti veneti correvano da Luchi, eccetera, eccetera, e io sono tornato dentro col Ciao dentro il furgone, dentro in mezzo ai ricambi e alle gomme, mi hanno dato un passaggio fino a Padova, e dopo a Padova è venuto a prendermi mio padre. Cose inammissibili oggi. No, era passione. Oggi un ragazzino, ma se non ho la macchina che con qualcuno non mi accompagna giù, no, ma poi è lì, è freddo. Io dormivo, mi ero portato il sacco a pelo, dormivo dove capitava, quindi siamo andati, il primo anno che ho fatto il rally, poi coincidenza, nel 1980 sono andato a fare il rally dell'Isola d'Elba per la prima volta e sono andato a dormire, siccome anche ai tempi non c'erano tanti soldi, nello stesso posto dove ero andato nel 70, non mi ricordo in che anno, 76 mi sembra, 75, a dormire nel convento delle suore, perché con la scuderia di Bassano, con Oak Racing Club, avevamo preso 10 posti letto dalle suore, che c'era un convento gigantesco, dove spendevamo pochissimo ed era lo stesso posto dove ero andato a dormire quando ero andato giù col Ciao. Quindi hai fatto una Marcord ma da pilota. pilota. E come fu l'esordio? Ho fatto In tante macchine, ho fatto quarto assoluto, ho vinto la mia categoria, nonostante... Su che macchina? Con un Opel Ascona 2000 di cui abbiamo il fortunato proprietario Massimo Vallotto. Ma come mai si chiamava Ascoona? Io lo sapevo. Questa è una cosa che non ho mai capito. Dobbiamo chiederlo alla General Motor perché la chiamavano così.
Scelte di marketing, penso. No, questo è interessante per due cose, questo passaggio è interessante di per sé, ma primo che presidente di quella scuderia che aveva fatto esordire il poi bicampione del mondo è Roberto Cristiano Baggio, era il Roberto Cristiano Baggio. Quindi tutto si lega, cioè sono dei ritorni. Beh, Poi, io credo che le amicizie, quelle amicizie si portano finché inossidabili. inossidabili. Secondo, che quell'Ascona con cui nell'80 ha vinto il suo primo titolo di gruppo 2, ma comunque titolo italiano al secondo anno dall'esordio, l'abbiamo ritrovata nell'88 cannibalizzata, l'abbiamo recuperata e adesso è ritornata esattamente come era allora ed è come dire patrimonio del Museo dell'Automobile Bonfanti Wimar, quindi è lì. Quindi è un qualcosa di veramente di importante. A destini probabilmente. Destini, Doveva andare certo, così. Doveva andare così. Poi Quindi... sei stato un uomo veramente molto considerato anche a livello di marchi, ma ne parliamo dopo. Romano, sai che tu a Vastagna, tu so che sei presidente della Proloco, di solito i presidenti della Proloco sono anziani, diciamocelo. Insomma, non sono proprio giovani. Quindi beccati dell'anziano. Là, da Vastagna c'è quella strada che è un monumento, dovrebbe essere patrimonio dell'UNESCO, dove la prima guerra mondiale la fecero le famiglie, i bambini addirittura, in pochissimi giorni riuscirono a fare un'opera incredibile in tempo della prima guerra mondiale e poi dopo è diventata una palestra come diciamo per la Val Brenta, la Canoa è diventata una palestra per rallisti, proprio nelle tue zone. Adesso è ancora utile perché Fosa diciamo, scarica i suoi operai e tutta la gente per andare a lavorare a Bassano per Fosa, lo fanno tutti i giorni. Però di importante è stata finalmente premiata questa strada con questa dicitura di Università del Realismo Italiano, è frequentatissima e diciamo che non so quale rally non sia passato nell'ambito del Triveneto per Vastagna Fosa e quindi per noi di Vastagna è un simbolo proprio importante perché abbiamo avuto come Michi Biasion, per dire non l'ha mai fatta, giusto? Michi Biasion ha preso paura. No, ha un ricordo molto particolare di Vastagna Foza, a parte appunto mia madre che mi portava in galleria a vedere il rally di San Martino di Castrozza, ma poi quando potevo andare da solo andavo su con la Vespa e ho dei ricordi meravigliosi perché spesso era di notte la prova ed era sterrata ai tempi e si sentiva il rombo dei motori che echeggiava da una vallata all'altra. Poi si vedevano questi fari che arrivavano, queste sciabole, cioè io ero un ragazzino di 14-15 anni così, e poi arrivavano le macchine e le riconoscevi, alcune dal rumore, ma ce n'era una che la riconoscevi dalle due modelli, che le riconoscevi dalle spanciate che davano a terra. Una era l'Alpine Renault perché era molto bassa e l'altra era la Porsche e quindi vedevi la macchina arrivare che lanciava fiamme da sotto perché in ogni frenata la ghiaia faceva attrito con la protezione e venivano fuori scintille. È proprio una di queste macchine con un pilota bravissimo dell'epoca, Taufer, ha fatto un dritto in un tornante e ha centrato in pieno la mia Vespetta, quindi mi ha piegato la Vespetta. E quindi ho proprio veramente dei ricordi. Contento come un pazzo, è storica. C'era la bandinella del lato della ventola che era tutta ammaccata, l'ho portata a casa, la tenevo in camera perché questa me l'ha rotta Taufer, cioè, quindi questa era passione, Prima diceva Romano Cornale una cosa per identificare, perché il nostro pubblico è vasto, quindi anche geograficamente capire dov'è Vastagna la vedo dura, su Google Maps insomma potrebbe essere uno scherzo, ma per le persone un po' come noi datate che fanno fatica con i computer, vogliamo ricordare che la città anzi la città più bella del mondo, quella che è Venezia, esiste grazie agli zattieri Roberto Cristiano Baggio che proprio da Vastagna caricavano questi legni esagerati, un po' mi pare anche dal massiccio dell'altopiano di Asiago e portavano attraverso la via fluviale. Sì, E legname hanno usato costruito Venezia. per le fondamenta di Venezia praticamente. Quindi e dopo voglio dire, parte qua c'è del tutta la legname storia. veniva usato anche all'arsenale per costruire le imbarcazioni, le navi
Quindi qua c'è una storia veramente importante, quando l'ex presidente Nino Balestra mi raccontava degli aneddoti, beh, qua sono stati inventori eccezionali, cioè il motore a scoppio è stato veramente quasi inventato da un vicentino, mi vengono in mente i motorini con le due ruote davanti, che era quasi un mezzo contadino che aveva inventato questa qua, che poi la Piaggio la fece diventare quella che è diventata oggi con un successo esagerato. Allora, per rispondere un po' a Oliviero Toscani, il quale ha detto una frase infelice, ma io non è che mi scaglio contro di lui, anzi semmai vorrei fargli capire che il Veneto sotto certi aspetti è stata una culla per tutta l'Italia, e anche a livello di invenzioni. Se oggi l'Italia ha un PIL più importante è proprio grazie a queste grandi persone. Indubbiamente qui si apre una finestra, un capitolo importantissimo della nostra storia, plurisecolare. Il DNA dei Veneti è sempre stata di grande laboriosità, di molto ingegno e di scarsa comunicazione. È tipico, ancora oggi pattiamo un po' questo caso. È un'analisi più che azzeccata. Tanto è vero che un grande comunicatore come Oliviero Toscani è riuscito in un attimo a dipingerci, poi aggiungendo anche delle note di colore, ma di cui nessuno di noi, come dire, se ne vergogna. Se ogni tanto qualche gotto in più va giù, se è fatto buono. Se è vino veneto è vino buono. Se è buono. No, sai cosa che forse mi infastidisce, scusami se ti interrompo, è che proprio lui della multirazzialità ne ha fatto un vanto con Benetton, proprio con tutti i colori del mondo. Ecco, è una caduta di stile, una contraddizione esagerata, e non vorrei che fosse veramente pilotata questa cosa. Sì, forse è stata anche molto montata e anche un po' manipolata. Poi lui è anche un viticoltore, quindi forse ha abusato anche lui un attimo dell'alcol e gli è uscito un momento di non propria lucidità. Comunque, a parte non ha messo la doppietta come la 500 che poi ne parleremo. A parte questo, Nino Balestra ha fatto un lavoro enorme in 3 anni di ricerca e è riuscito a scoprire tutta una serie di notizie incredibili. Si nominava l'Arsenale. L'Arsenale 1500 anni fa è stata la prima fabbrica seriale di elementi per la mobilità, cioè quello che arrivava dall'altopiano soprattutto in quantità industriali veniva poi trasformato in una vera e propria catena di montaggio all'Arsenale. Quindi il fasciame, la costituzione dell'ossatura, tutte le parti veliche, il piano, era proprio già allora come dire, il prototipo delle fabbriche seriali, tipo quelle che poi come dire, stanno ancora condizionando. Una nota aggiuntiva, caro Roberto Cristiano Baggio, è che la lancia proprio a Cismon ebbe uno stabilimento molto importante, sì, che oggi mi pare che sia quasi un patrimonio industriale. Certo, la Lancia aveva dislocato a Cismon da Grappa una serie di capannoni per realizzare le vetture, e contemporaneamente aveva dislocato altri capannoni anche a Bolzano, dove anche lì procedeva la realizzazione di vetture e di automezzi. Vittorio, prima di mandare la pubblicità, una domanda che mi sono sempre fatto: perché mi piaceva il rally, no? Perché io poi dopo non sono appassionato, mi piacciono un po' tutti gli sport, voglio raccontarli, insomma mi piace capire come lo sport riesca a esportare questi miracoli. Le amicizie che si fanno tramite lo sport sono le amicizie che te le porti per tutta la vita, amicizie forti, fraterne, veramente solide, mentre dove la politica miope riesce a dividere e inamicarsi uno con l'altro, lo sport mette tutti d'accordo, unisce. Ma quello che mi è sempre piaciuto del rally era che le Ferrari là non andavano, le Porsche venivano battute dalle Lancia Fulvia HF, cioè questa, insomma, anche una partigianeria, insomma Davide e Golia se la vedevano con queste grandi marche e ti facevano sognare di avere una macchina importante. Sì, è vero, il rally è sempre stato un po' lo sport dei poveri, se andiamo tra a virgolette. Guardare. Sì, tra virgolette, perché ci sono state appunto queste cose un po' strane, dove le Porsche perdevano, dove le Ferrari non partecipavano, tranne una piccola qualche parentesi caso, che certo, abbiamo avuto negli anni '80, poi non c'è più stato nulla di... ma già i rally erano cambiati rispetto, certo, all'era diciamo pionieristica. E i rally, come dicevo prima, è sempre stato e doveva mantenere questa linea di essere uno sport che sfidava un po' la natura, sfidava un po', non so, la Vastagna con la pioggia e con cose che adesso non ci sono più, e quindi manca anche
quel traino praticamente della... Viene anche in mente che una volta, Miki, forse le macchine 112, 131, carburatore, vabbè, doppio corpo, ma anche il pilota poteva diventare meccanico in emergenza, sapeva dove toccare, poi dopo c'era una manodopera molto intelligente. Oggi invece non è più così, perché tra schede, schedine, elettronica, cioè diventa un po' un guazzabuglio. Mi viene in mente che l'Audi A4 ha cominciato a cambiare il mondo del rallismo. Sì, diciamo appunto, collegandomi un po' al discorso che ha fatto Vittorio, che i rally erano molto più alla portata di mano, perché per correre in pista bisognava cominciare a preparare veramente un'automobile, mentre nei rally si poteva andare in una concessionaria oppure comprare una vettura di utilizzo normale di tutti i giorni e modificare alcune cose per la sicurezza soprattutto, quindi un roll bar di protezione, un paracoppa per proteggere un po' il cambio e il motore, mettere magari degli ammortizzatori un po' più robusti, e con quelle vetture si poteva partecipare ai rally, quindi anche l'appassionato che non aveva grosse possibilità economiche, con una 127 piuttosto che con qualsiasi macchina, con una piccola spesa poteva, come dire, avventurarsi in questo tipo di competizioni. Logicamente le macchine non erano così robuste come lo sono oggi, e di conseguenza il pilota e anche il navigatore dovevano un pochino intendersene di meccanica, anche perché molte di queste macchine venivano preparate nel garage di casa, e di conseguenza bisognava sapere lavorare un po' sullo spinterogeno piuttosto che sul filtro, piuttosto che vedere che le cinghie fossero a posto, che i freni qualche volta a tamburo ancora avessero del materiale ancora frenante. Quindi tutti quanti erano un po' piloti ma anche meccanici. Io ricordo che la mia prima macchina da corsa, già che era una macchina abbastanza evoluta, però l'abbiamo preparata nella concessionaria di Opel di Bassano del Grappa, e io mi ricordo che alla sera con il cannello e lo spatolino toglievo l'antirombo da sotto la scocca per alleggerirla. E i ragazzi di oggi neanche si sognerebbero una cosa del genere. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci si conquistava un pochino. Te la guadagnavi? Dovevi guadagnare, e anche i costi erano nettamente inferiori a quello ai costi di oggi. Dico solo un esempio: adesso per correre con una macchina competitiva deve venire un ingegnere per mettertela in moto, cioè è una cosa assurda. Anche allora c'erano delle macchine eccezionali, però anche un meccanico qualsiasi più o meno sapeva E forse per quello che metterci si le fanno mani. ancora i rally storici da una parte. Ma i rally storici oggi stanno prendendo molto più piede rispetto alle gare normali, a parte per un discorso di costi, ma anche perché si può andare in qualche, non dico da qualche rottamatore, ma in qualche scantinato, recuperare una vecchia macchina e con poche migliaia di euro trasformarla come era una volta da competizione e andare a partecipare a queste gare, magari non facendo i piloti ufficiali come tutti si credono oggi, ma sicuramente divertendosi molto di Se più. poi aggiungevamo che c'erano dei giornalisti appassionati, come era Roberto Cristiano Baggio, viene in mente che tu andavi a rubare un po', io ti vedo così, con un po' i capelli più scuri, che andavi nei garage a farti raccontare, tu comunque raccontavi, perché sono 30 passanni che racconti i rally. Certo, ma io penso sempre al 1975, è stato l'anno che ha fatto da spartiacque nel mondo dei rally. Tu quanti anni avevi? Una ventina d'anni, ero Un ai ragazzino. primi anni di università. Nel 75 la Lancia Stratos è entrata a far parte del TRN, il Trofeo Rally Nazionali, la guidava Tony Fassina. La Lancia Stratos ha aperto una nuova strada, via le full VHF e via le 124 Abarth, avanti con la Lancia Stratos. E per dirlo, nella gara in cui Tony Fassina ha debuttato con la Lancia Stratos, la Coppa Mario della Favera, gara invernale, contemporaneamente Pietro Polese, che era un pilota famosissimo all'epoca e molto bravo con la Pile Renault, debuttò addirittura con una Pantera De Tomaso. Pensate, una Pantera De Tomaso sulle stradine della Coppa Mario della Favera, tutte innevate, ghiaccio, Certo. incredibile. Quell'anno lì, quella gara lì ha fatto da spartiacque.
finito di correre i rally vecchia maniera, quando ci si arrangiava in qualche maniera, quando si poteva correre con 4 gomme ricoperte e si riusciva a compiere tutto un rally, si è entrati nell'era della tecnologia. Che mi pare c'era un certo Arturo Merzario, se non sbaglio. No, Merzario era un velocista. Un velocista, sì. quindi... Era già passato per la Formula 1 con la Ferrari, già vinto con i prototipi, era già in carriera nel 75. Era già uno grande. Ma l'alchimia che la 131 non teneva la strada normalmente, quelle che riuscivano a fare risultati. No, lì è stata una scommessa della Fiat. Dai. Sì, perché la Lancia Stratos era nata come macchina a Mazzarelli e avrebbe potuto continuare a gareggiare ancora per diversi anni dominando la scena mondiale, e invece per politiche commerciali la Fiat impose lo stop alla Lancia Stratos ufficiale e puntò tutte le risorse sulla Fiat 131 Abarth. All'inizio la 131 Abarth era una scatola di latta, era bruttissima da vedere. Beh, non era mai stata una gran bella macchina, ed era soprattutto molto fragile perché il motore elaborato con una certa potenza macinava semiassi come fossero grissini, per cui anche le prime uscite della 131 Abarth erano costellate da ritiri. Tant'è vero che Sandro Munari, che era il padre della Lancia Stratos, fu fatto salire da Silecchia sulla 131 Abarth, quasi obbligato, e Sandro Munari stesso salì malvolentieri al volante di questa vettura, perché riteneva che la Lancia Stratos fosse ancora una macchina vincente. E quindi il 131 fu, diciamo, un gioco politico, insomma, no? In qualche maniera, una scelta politica. Tu l'hai mai guidata la 131? Non in gara, e neanche la Stratos ho guidato in gara. Io ho iniziato a correre quando la Stratos andava in pensione, però logicamente iniziando a correre non mi potevo permettere certo una macchina ipercompetitiva come era la Lancia Stratos. Ma io credo che un'altra cosa sia stata questa, che le grandi case si sono accorte che le competizioni, i rally soprattutto, facevano anche vendere prodotto, e visto che la Lancia e il gruppo Fiat era stato criticato perché avevano fatto una macchina appositamente per le competizioni, che non era poi granché commercializzata, avendo ricevuto queste critiche hanno optato per la 131, che era la macchina, diciamo, la berlina più popolare in Italia, e sfidando i vari costruttori europei e giapponesi, perché già allora cominciava a esserci la Datsun, la Toyota, La Subaru. eccetera. No, la Subaru è arrivata un po' dopo, e c'erano la Opel, la Volkswagen, eccetera, dicendo, la Ford, ha detto: voi correte con delle vetture di grossa produzione, allora noi veniamo a vincere i rally anche con la 131, e da lì con questa è stata un po' una scommessa, e la 131 ha acquisito un'immagine enorme vincendo i mondiali rally. Ma non è che la Lancia era staccata a quell'epoca dalla Fiat, però era già segnava un po' il declino. È stata la fase di cambiamento Che poi ha portato... del gruppo Fiat, che aveva acquisito il marchio Lancia e poi anche successivamente il marchio Alfa Romeo. Mandiamo un po' di pubblicità, poi dopo ci ritroviamo. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. I radiocomandi Ren Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. Ren Device, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi Ren Device sono insuperati per design ed ergonomicità. Ren Device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazioni di ogni genere. Ren Device, impulsi d'autore. Turn it up.
Nuova Camper Marostica, specializzata nella costruzione di camper semi-integrali, autocaravan in vetroresina, uffici mobili, ambulatori e mezzi speciali per disabili. Nuova Camper Marostica, serietà e affidabilità in un mix di professionalità, eccellenza e competenza nella costruzione del tuo camper. La nuova Camper Marostica controlla gratuitamente il tuo impianto a gas, curato da professionisti autorizzati. La nuova Camper Marostica la trovi a Sandrigo, in provincia di Vicenza, via Leonardo da Vinci 17. Visita il nostro sito www.campermarostica.it. Ben rientrati in piazza, gentile pubblico di O Bianconero, quanti Amarcord, quante belle storie che ci stanno raccontando i nostri ospiti, forse perché avranno passato i 40 anni, i 30 anni, insomma, ci piace anche raccontare quel mondo che riusciva a fare dei piccoli miracoli, se non sbaglio, perché nel fuori onda dicevi nel 72 cambiò qualcosa, no? Perché la Lancia Fulvia veramente fece qualcosa di straordinario e anche la casa Lancia. Nicky ha lanciato un ragionamento che era un fatto epocale di costume, di quanto le vittorie nel mondo sportivo, le vittorie con le automobili nel mondo dei rally, potevano poi tirare delle volate di produzioni importanti seriali che realizzavano, come dire, anche socialmente del benessere diffuso. Ecco, l'episodio più eclatante, anzi ce ne furono due, sempre con la Lancia, uno nel 72. Il Rally di Monte Carlo si è da poco concluso, quindi siamo ancora nell'ambiente. Ecco, quella vittoria se la giudicò Sandro Munari, il venetissimo Sandro Munari, il drago, in coppia con Mario Mannucci, andando contro ogni pronostico, perché con la piccola Fulvia riuscì veramente a sbaragliare concorrenze agguerritissime. Quella vittoria fece sì che in Lancia dovettero richiamare 3.500 operai che erano in cassa integrazione, perché era in crisi comunque con la produzione, per soddisfare le richieste che da tutto il mondo arrivavano dei modelli Fulvia a seguito di quella vittoria. E per 5 anni consecutivi ne uscirono dagli stabilimenti Lancia 50.000 copie di quella Fulvia. Con la Delta, 10 anni dopo, 10-15 anni dopo, successe qualcosa di simile, sempre grazie alle vittorie. Una macchina che oggi vale un pozzo di soldi ancora. Alcune sì, soprattutto quelle con cui ho corso. No, sto scherzando. Nell'87 cambiarono i regolamenti nel mondo dei rally, si tornò a correre con delle vetture derivate dalla serie e la Lancia si presentò con la Lancia Delta a 4 ruote motrici, la 4VD. Era una macchina che doveva uscire di produzione nell'85 e racconto un aneddoto. Un mio amico vendette la sua Lancia Delta 1003 nell'85 a 1.200.000 lire. Nell'87 la Lancia Delta riniziò a correre, io vinsi il Rally di Monte Carlo e questo mio amico si ricomprò la sua Delta 1003 a 3 milioni di lire perché ritornò di moda la macchina, ritornarono ad aprire le catene di montaggio. All'inizio l'amministratore delegato del marchio Lancia era abbastanza scettico perché disse bisognava produrre almeno 5.000 esemplari nell'arco di 2 anni. Ha detto 5.000 macchine non riusciremo mai a venderle nell'arco di 2 anni, quindi ci rimarranno i parcheggi e i piazzali pieni a Chivasso e di Delta ne hanno fatte 40.000 poi. Allora, una domanda voglio farla proprio a te, Roberto Cristiano Baggio. Io loro li metterei in una icona, li metterei a Expo 2015 perché hanno detto le cose fantastiche. Lo sport ha sempre coniugato benessere
in questo caso ci hanno raccontato con la Lancia Fulvia e la Delta che ha portato numeri importanti per il nostro prodotto interno lordo, ma la stessa cosa va esportata per i grandi campioni come Tomba, che ha fatto veramente numeri e ha fatto fare numeri importanti, Pantani, i veri calciatori, i fenomeni come Maradona, i Baggio, che sono riusciti a far sognare e quindi anche a comprare prodotti veri. Esordiamo con l'Expo 2015 con la carta meritoria la carta che dovrebbe fare un patto solidale con tutto il mondo sull'ambiente, e hanno portato 1/10 via dalla Lombardia di terra di terra arabile, cioè di terra con la quale la gente, i contadini potevano anche far produzione. Quindi già si parte con una zoppia di fatto e una miopia che non, con tutto il rispetto, dobbiamo smettere di pensare che l'Italia è soltanto maccheroncini e pomodoro. Riappropriamoci di quella grande virtù di Cuochi, ma c'è anche tanto altro da fare, perché credo che se vogliamo salvare l'Italia bisogna partire da due stazioni, una è lo sport e l'altra il turismo. Beh, indubbiamente sport e turismo. Ma vero, no? Quello... Due veicoli straordinari per la promozione e il rilancio di un paese in sofferenza come l'Italia in questo momento. Per cui mi auguro che l'Expo, al di là delle facili polemiche che possono nascere adesso, possa veramente diventare un veicolo di grande promozione per l'Italia, perché ne abbiamo estremamente bisogno. E spero anche che molti giovani riescano a trovare proprio dall'Expo quelle energie, quelle risorse, quelle forze per trarre un po' di fiducia per gli anni a venire. Poi voglio sentire in chiusura anche su quello che è il modo per fare turismo anche affiancandosi allo sport. Romano ne è un testimonial, perché tu Romano comunque grazie anche al tuo impegno da imprenditore riesci a collegare cibo e ti contorni quasi sempre spesso di amici sportivi. Anche questo è una ottima combinazione, perché è da qua che si parte, non è che possiamo partire dalle grandi cose. Selezionare, essere dei buoni barman o dei buoni cuochi, non ti improvvisi. Se uno è disoccupato e il giorno prima faceva l'imbianchino, la vedo difficile che possa poi il giorno dopo mettersi là col cappello e fare il cuoco. E anche questo è eccellenza, bisogna cominciare a spingere le eccellenze a chi è capace di farle. Certo, però queste non sono amicizie così, è sempre passione alla fine, perché con gli ospiti qua abbiamo più o meno un'età, abbiamo condiviso tante cose. Io ho sempre seguito Miki, ero invidioso di Vittorio che correva. Con però... un Peugeot, se non sbaglio, anche. Mai col Peugeot. No. Chi è che... Ho fatto una gara con la Peugeot, ma giusto adesso in vecchiaia, giusto per vedere come andava. Ma... La 205? No, io correvo con la Citroën, sì, e con la Ford e poi ho corso con la Lancia. E quindi tu questi sogni? Sì, ma è proprio un'amicizia profonda, insomma, che si condivide tuttora nei vari step della vita. Quindi il fatto che io sia nato a Vastagna, il fatto che quando Miki andava a vedere i rally c'ero anch'io, il fatto che sempre seguito, lo stesso anche Vittorio, per dire, una volta io e la mia fidanzata per caso, abitavo ad Asiago, e per caso sono finito a fare, ma dove andiamo questi 5 giorni? Casualmente siamo finiti a Sanremo, a Ospedaletti, dove proprio quell'anno che Vittorio correva con la 112 e ha fatto degli ottimi risultati, anzi cose strabilianti. Però sono sempre state amicizie ben solide e di passione, specialmente con Miki. Mi viene in mente anche, prima parlavo della 205, il Peugeot 205 è una macchinetta del cacchio, se andiamo a vedere, anche questa ha fatto cose grandi, cioè il pilota contava. Ma indubbiamente il pilota conta sempre, cioè, secondo me sono cambiati i regolamenti, cambiate le tecnologie, cambiate le corse, cambiata la società in cui viviamo, però alla fine l'uomo è importante, perché non c'è uno solo che ha la stessa macchina, sono più piloti, quindi quello che vince è quello che è più bravo degli altri. Però in passato, come dicevamo prima, anche con delle macchine piccole si poteva come dire, affacciarsi al mondo dei rally. Logicamente poi i costruttori
facevano diventare queste vetturette dei mostri da competizione. C'è stato il periodo agli inizi degli anni 80 fino all'86 dei famosi gruppi B, che era una categoria di vetture dove il regolamento permetteva qualsiasi potenza, e quindi si era arrivati anche a 600-650 cavalli di potenza per vetture di 900 kg e accelerazioni impensabili tutt'oggi, perché accelerazioni di 2 secondi e 4 da 0 a 100 che poche macchine adesso nel 2015 fanno, e erano diventate estremamente pericolose, perché non tanto per il pilota, che il pilota si assumeva le sue responsabilità, anzi un pilota più potenza aveva a disposizione più si sentiva, diciamo, appagato, ma il problema era che il pubblico impazziva per questo genere di corse, quindi accorreva in un modo enorme a vedere le gare, ma non si rendeva conto della velocità con cui queste vetture arrivavano da una curva all'altra, e perciò era diventato veramente estremamente pericoloso, e di conseguenza è stato anche giusto eliminare questa categoria. Però anche qui vincevano vetture come la Lancia Delta, come la Peugeot 205, poi è arrivato il periodo dell'Audi con le 4 ruote motrici, che è stata un po' una rivoluzione. Come abbiamo detto prima, sono stati fatti dei test nei rally, e oggi le 4 ruote motrici equipaggiano una grandissima percentuale di vetture circolanti. Ci sono tanti rally importanti. Uno dei rally importanti che tocca un po' questa zona è il rally di Bassano, no? Qualche anno fa ci sono state delle polemiche, tante volte quelle polemiche erano viziate forse da antichi rancori oppure per cause a noi sconosciute, tra virgolette. Però si inneggiava già al morto, quando poi in realtà non successe proprio un bel nulla, se non un grande spavento. La causa è anche il pubblico, perché come diceva giustamente Miki, è pericoloso star là, però gli organizzatori mi pare che sappiano un po' dove mettere il pubblico. Poi dopo il pubblico è un po' come dire, se vado a fare il fuoripista, insomma sono pure cacchi miei, non è che possa dire che non è pericoloso, so che vado e mi metto in una situazione di pericolo. Oggi come sono stati fatti questi step? Perché comunque qualche casino l'ha portato. Ma senz'altro ci sono persone più autorevoli di me come esperienza che possono testimoniare su questo aspetto. Mi permetto solo di dire che, come ricordava Miki, a metà anni 80 la folla che c'era lungo il percorso del rally era la folla di una corrida, cioè si aprivano al passare di questi bolidi. Io non so neanche come potevano fare i piloti solo con le note a buttarsi dentro con quelle velocità folli che i gruppi B per esempio davano. Difatti lì sono successe anche le tragedie più grosse, leggi il Portogallo ed altre situazioni. Il Rally di Bassano è una cosa straordinaria che viene portata avanti da 30 anni, c'è un team che lo organizza estremamente competente e responsabile. Oggi diciamo che bisogna andarsela a cercare per mettersi nelle zone proibite, eludendo anche tutte le raccomandazioni dei commissari di percorso. Io li ho visti sbeffeggiare spesso da degli poco educati spettatori. Quindi se tu stai dove viene indicato, con le fettucce, con i cartelli, il rischio si riduce moltissimo, deve essere proprio una variabile impazzita, ma penso assolutamente che la parola deve passare ai protagonisti, non a uno spettatore come me. Roberto, prima vorrei parlare, dopo voglio qualche marcor, qualche cazzata bella me la devi dire in gioventù che hai fatto, perché sennò non mi accontento. Ci vogliono un paio d'ore. Vabbè, ma noi ci accontentiamo di qualcosa, ma a meno che ci faccia un po' brillare gli occhi, quindi qualche segreto vogliamo scovarlo. Loro prima, a me quella cosa delle 40.000 macchine, 3.500 operai, continua a ronzarmi nella testa, perché è qualcosa secondo me di fantastico. Oggi secondo te sarebbe possibile, oppure il rally potrebbe essere di nuovo propedeutico, non soltanto a far sì che riprendiamo macchine vecchie, le rimettiamo, le riattiamo, le ricondizioniamo, le recuperiamo, ma per dare uno sfogo più importante a quello che è la vita di tutti i giorni. Non so, mi vengono in mente le macchine elettriche, buttala là, cioè proprio per creare un altro tipo di mercato, perché possa... È quello che tutti si auspicano e che tutti si chiedono, di poter rilanciare lo sport automobilistico e il rallismo in particolare. Negli ultimi anni le vetture sono state esasperate al massimo, hanno raggiunto costi di gestione a volte impossibili, per cui manca ancora una vettura che sia alla portata di tutti. La CICSAI sta tentando adesso, con l'introduzione della R1, una nuova categoria,
di provare a rilanciare il realismo per tutti, cioè realismo alla portata di macchine di serie con pochissima elaborazione, un roll bar, cinture di sicurezza ad hoc, sedili anatomici e poco altro, in maniera tale da ridurre notevolmente i costi e consentire anche a chi usa la macchina tutti i giorni per andare in ufficio che il sabato e la domenica possa salire a bordo, allacciarsi un casco e tentare l'avventura in un rally. Certo, la strada è lunga ancora da percorrere, però potrebbe essere quella giusta. Vittorio, tu oggi ti occupi di insegnare come si guida, se non sbaglio, no? Quindi vengono a te, mi vengono in mente, degli alunni, verranno a imparare in tipo come si fa una gara, ma non tutti diventeranno campioni, immagino. Ci sarà anche un qualcosa che vengano per poter essere più sicuri nelle strade. Ti faccio un esempio, io tratto molto le biciclette, mi piacerebbe i bambini appena camminano potessero già andare in bicicletta, perché un domani così solleviamo i problemi di Michi Biasion e poterli mettere in bicicletta e andare a scuola, così un po' di traffico lo eliminiamo e anche le mamme che te lo vogliono portare proprio all'ingresso, insomma, possono starsene a casa a far altro. Però serve anche per questo, non soltanto per sfornare dei campioni. Tutto per questo, perché il problema che abbiamo noi in questo momento è che chi fa le scuole guida purtroppo non impara a guidare nella strada. Imparare a guidare nella strada non vuol dire cacciarsi nella curva e dire boh, se la faccio sono bravo, se non la faccio forse in una situazione però di pericolo. Ci sono tante situazioni da dover valutare, si deve valutare anche il tipo di strada, il tipo di condizione, il tipo, e queste cose noi le insegniamo ai ragazzi, diciamo, quelli che non diventeranno campioni. Poi insegniamo anche ai campioni, lì però andiamo su un altro... Si crea, mi pare, quella sensibilità di capire se le tue gomme non sono a posto, perché poi diventa proprio una simbiosi. Dalla pozzanghera al rigagnolo d'acqua, alla curva che chiude, al dove guardare mentre si guida, ci sono un'infinità di cose che non basterebbe una settimana per ogni allievo. Poi chiaramente c'è chi recepisce di più e chi recepisce di meno, però io sono sempre stato e mi sono battuto anche a suo tempo con altri che facevano il mio lavoro perché questo diventasse obbligatorio a livello di patente. Forse eviteremo in questa maniera molti incidenti. Purtroppo ci sono problemi logistici, politici, eccetera, eccetera, che non stiamo qui a valutare. Noi ci occupiamo spesso con l'Associazione Familiari Vittime della Strada degli incidenti del sabato sera, che ormai sono il venerdì, il domenica, sono dilungati. Detto questo, che qualche cazzata tutti quanti l'abbiamo fatta nella gioventù, però oggi veramente siamo arrivati a un punto quasi di non ritorno, 6.000 vittime all'anno, 25.000 feriti, in maniera che poi hanno bisogno anche di assistenza, diventa oltre a un costo un dramma, una guerra. Ecco, anche questo, quello che mi riallaccia un po' a quello che diceva prima Vittorio, l'educazione. I ragazzi oggi sono un po' scanzonati, il bere, a somministrare alcol e droghe diventa quasi una prassi normale. Ma allora... non tutti, non vogliamo dire tutti. Io vado spesso nelle scuole a parlare di educazione stradale e vado perché tante volte i ragazzi vedono un po' di miei filmati e sono molto più attenti e ascoltano molto più quello che dico io da pilota, da campione, che magari il comandante dei vigili urbani. Premetto una cosa, secondo me il sistema è sbagliato. Oggi le autoscuole, senza nulla togliere, insegnano a superare l'esame. Io ho esperienza perché ho 2 figli che hanno fatto la patente l'anno scorso, quindi ho visto esattamente, ecco, a mia figlia non darei mai la macchina e ha fatto l'esame della patente la migliore del corso, io non la faccio guidare la macchina. Spiego perché, perché ti insegnano troppa teoria e i ragazzi fanno pochissima pratica. Sarebbe obbligatorio, secondo me, fare molta più guida, fare anche dei corsi di guida post patente e tutti dicono ci sono dei costi enormi, eccetera, ma cerchiamo di prevenire invece di curare. È inutile continuare a mettere autovelox e poi anch'io ho preso una multa l'altro giorno, 90 all'ora di velocità di limite e mi hanno dato la multa a 91, ci sono i 4 km di 95, ma da 90 a 95 non puoi pagare, non puoi prendere, non esiste. Cerchiamo di insegnare di più alla gente a guidare l'automobile.
Ma i costi. Allora, c'è tantissima gente che ha buona volontà e che ci vede, non dico anche può essere diventare un business, ma può essere veramente un messaggio di civiltà. Organizzare delle scuole, dei corsi post patente, perché le autoscuole sicuramente hanno dei limiti e non possono permettersi delle cose in più, o la gente non si può permettere di fare 50 guide, però facciamo dei corsi, organizziamo, inventiamoci delle strutture dove insegnare a guidare l'automobile. Mica tutti devono diventare Mickey Biasion o dei piloti, però se tutti quanti sono, tra virgolette, responsabili e sono più, diciamo, educati alla guida, sicuramente potremo veramente salvare tante vite umane. Certo. È logico che la velocità è un fattore dell'incidente, perché più corri, più aumenta il pericolo di farsi male. Però ragazzi, oggi le automobili sono molto più sicure che in passato. È che i giovani, ma non solo i giovani, non hanno l'opportunità di capire come ci si deve comportare alla guida, perché se andiamo a far fare delle frenate sul bagnato a dei ragazzi, non sanno neanche cosa vuol dire, non hanno il coraggio di farlo, ed è la cosa più normale evitare un ostacolo se la strada è bagnata. Quindi creare delle strutture, ci sono delle idee, anche qui nel Bassanese, in provincia di Vicenza, con l'Automobile Club, con gli amici del museo, forse Massimo Vallotto potrà anche dirvi delle cose, ci sono delle idee per fare delle cose, ma non è per insegnare alla gente a fare le sbandate, è per insegnare alla gente a evitare gli incidenti. Noi questa tua bella esamina la metteremo su un'altra trasmissione con l'avvocato Vittorio Bottoli e con l'associazione familiare vittime della strada, perché è interessante quello che tu hai detto del tema che noi affrontiamo quasi tutte le volte che ci troviamo con questi amici. Hai detto una grande verità, ma ritorno di nuovo da te. Voi, anche se eravate giovani, e qualche cazzata l'avete pure fatta, avevate la sicurezza in testa, perché tra pilota e navigatore dovevate comunicare, non potevate urlare, e avevate inventato, avete fatto un brevetto con un imbuto. Questa è la cosa. Ma allora, ecco, la passione che ci spingeva e Noi anche la abbiamo le foto mancanza di di budget, venivano fatti di notte dei rally, tra virgolette, abusivi, nel senso che era un raduno tra ragazzi con delle vetture di serie, mica c'era qualcuno che aveva anche la macchina a correre al bar, ma allora quello era già un privilegiato, ma era per sfogarci un pochino sull'altopiano di Asiago. Con Vittorio ne abbiamo combinate, specialmente quando c'era la neve, si andava su, perché nella neve si impara a guidare molto bene, perché non c'è aderenza, quindi si va piano e si fa molta più sensibilità, si ha il tempo di ragionare. E non c'erano soldi, i piloti ufficiali avevano gli interfoni, queste cose. Noi con un imbuto, un tubo da elettricista, col mio navigatore, ma anche un po' per scherzare, perché nella macchina avevo tolto la marmita, se no non era una macchina da corsa, ed era un 850, quindi una Renault 850, quindi un carciofo. Però era passione. E adesso c'è ancora qualcuno che ha questa cosa, appena nevica va in montagna con qualsiasi vecchia macchina e si diverte avanti e indietro, tanto al limite va ad innevarsi e lì non ci sono problematiche e non ci sono pericoli importanti, tra virgolette. Quindi ne abbiamo combinate di tutti i colori, nell'ambito però sempre di una certa sicurezza e anche del rispetto degli altri utenti della strada. Noi andavamo da mezzanotte alle 2 del mattino sul Monte Grappa, eravamo d'accordo col proprietario di una trattoria che aveva il trattore, e quindi noi andiamo su giù 2 ore, se ci inneviamo lui ci viene a tirar fuori e dopo andiamo a mangiare polenta e capriolo. Cioè era così. Le mamme e i papà sapevano tutto? I miei genitori lo sapevano, perché non potevo nascondergli, perché avevo una passione, cioè sudavo a prova speciali quando avevo la febbre, mi sognavo di correre in macchina, quindi vuol dire che mi hanno sempre diciamo, mi hanno aiutato, ma soprattutto non mi hanno mai ostacolato, anche perché gli ho dato prova di una certa responsabilità, non andavo a fare l'imbecille fuori dalla discoteca, a fare il cretino nei piazzali. Qualche amico si ricorda che magari una sera giravo attorno alla fontana della piazza di Bassano con la macchina, però c'era anche il comandante dei vigili lì che mi incitava quella volta lì, ma era stata una serata un po' particolare. Quindi, raccomandiamo che comunque quando si è in macchina... Allora, erano goliardate, ma fatte sempre nell'ambito del rispetto degli altri e della sicurezza. Si era un po' più allenati una volta ai pericoli, Forse eravamo più allenati. Diciamo che
Ma i pericoli forse erano anche differenti, a parte che cioè, avevamo anche un'altra mentalità e vivevamo in una società dove effettivamente ci si doveva anche un attimino fare largo a gomitate, insomma, oggi è tutto così. Speriamo che quella grinta possa ritornare, siamo proprio in chiusura. Comunque io vi faccio, Massimo Vallotto, ti inviterò ancora in questa trasmissione, se tu puoi venire Miki, mi fa un piacere. Grazie. Proprio a parlare per quanto riguarda la sicurezza stradale, che è una cosa che a noi interessa molto, quindi lo estendo anche a Vittorio. Io intanto Vittorio ti ringrazio per essere stato con noi. Roberto Cristiano Baggio, rifaremo un'altra puntata perché poi so che voi fate la Milano-Taranto anche quest'anno, siete matti. Tu partecipi quest'anno con la motoretta? Ce la fai? Sì, la moto ce la fa. La moto. E io ti ringrazio Marco Nale, tra poco tanto noi ricordiamoci che dopo qua facciamo questa trasmissione, ma per un motivo molto semplice, che poi Romano Cornale c'è da magnà, se no col cacchio che le faremo queste trasmissioni. Grazie per l'amicizia. È stato un grande piacere avere anche te, Miki Biesion, e anche il signor Massimo Vallotto. Ti aspetto, anche a te, perché avete delle idee squisite, importanti, che potrebbero essere utili ai nostri telespettatori. Per questa prima puntata, diciamo così, col prêt-à-porter primavera e estate è proprio tutto. Vi diamo l'appuntamento a settimana prossima, lunedì alle ore 20, stesso canale, e quindi vi aspettiamo. Buonanotte a tutti. O bianco o nero vi è stata offerta da Traffic Technology, sicurezza stradale.